differenza dell'altro anno, in una settimana di lavoro l'altro anno pescavamo 6-7 granchi blu in una settimana. Adesso siamo arrivati a 200-300 al giorno in laguna e in mare è lo stesso. Io faccio pesca di mare e di laguna, il mare è pieno da, diciamo, Carle fino a qua è tutto pieno. Chioggia, Pellestrina, sia in mare che in laguna. Per frenare l'emergenza granchio blu, dopo la Regione Veneto, ora anche il Ministero dell'Agricoltura accoglie la proposta dell'Alleanza Cooperative Pesca e Acquacoltura, che prevede il rilascio di un'autorizzazione straordinaria per 3 mesi all'uso di nasse e cestelli e reti da posta fissa per fronteggiare l'emergenza granchio blu, che sta mettendo in ginocchio l'economia di intere comunità di pescatori nell'area nord adriatica, come ci raccontano. Sulle reti fanno disastri sulle reti. Io ho messo le reti nuove quest'anno, quando hai fatto 4-5 giorni di pesca e le reti distrutte. Poi mangiano le vongole, troviamo qua le orate tagliate sulle reti naturalmente, e adesso o cerchiamo di debellarli o la pesca è finita. Intanto prima in laguna finirà, poi finirà anche in mare naturalmente. L'autorizzazione sarà rilasciata a tutte le imprese di pesca e o acquacoltura che ne faranno richiesta e oltre a contribuire a tenere sotto controllo questa vera e propria invasione, servirà a fornire informazioni per mettere a punto ulteriori piani di contenimento. I 2 attrezzi da pesca, però, si legge nel provvedimento ministeriale, dovranno essere utilizzati esclusivamente per la cattura del granchio blu e non altre specie. Ma il problema grosso sarà la biodiversità. Riusciremo a mantenere la biodiversità delle nostre lagune e del nostro mare? Così. O questa specie sarà talmente tanto invasiva e forte che riuscirà ad eliminare gran parte della nostra biodiversità?